Ben ritrovati dalla redazione. Ho sparato al vicino, così ha dichiarato un uomo al centralino del NUE 112, ma fortunatamente non era vero. Le forze dell'ordine arrivate sul posto gli hanno tuttavia sequestrato delle armi che teneva in casa. Grande tensione, come riportato da un condomino di via San Pasquale, non lontano da Villa Revoltella, dove in seguito alla chiamata alla polizia e il 118 si sono precipitati a casa dell'uomo, che è risultato essere in forte stato di agitazione, oltre che seguito dal centro di igiene mentale. Fortunatamente è stato subito chiaro che l'omicidio non era stato commesso, ma gli agenti della Polizia di Stato hanno comunque controllato l'appartamento, dove hanno rinvenuto 2 fucili sportivi da competizioni e altre armi che sono state sequestrate. È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, il protocollo d'intesa condiviso da Regione e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il dragaggio della foce del Riospo in comune di Muggia e della Sacchetta in comune di Trieste. Il documento, come ha evidenziato Scoccimarro, conferma l'impegno tecnico ed economico della Regione e l'unità di intenti nel programmare e realizzare un intervento coordinato al fine di garantire la sicurezza idraulica della navigazione e la tutela ambientale del territorio. L'assessore regionale Riccardo Riccardi, dopo aver presenziato un corso formativo all'addestramento riservato ai volontari piloti di droni della Protezione Civile regionale, ha spiegato che è un salto di qualità, considerando che i droni sono strumenti che permettono di raccogliere e mettere a disposizione informazioni preziose. Continueremo, dice, a impegnarci per promuovere l'innovazione. La protezione civile è infatti una macchina che non si ferma mai, efficiente e profondamente apprezzata dalla popolazione del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio, in questo percorso formativo, articolato in 7 moduli per un totale di 60 ore con la partecipazione di 42 volontari di 20 comuni, abiliterà l'uso di droni per rilievi fotogrammetrici, ispezioni, mappature e monitoraggi in contesti ordinari ed emergenziali. Al via nuovo percorso a Trieste della linea 41, che per la prima volta coprirà una vasta area densamente abitata di Borgo San Sergio, che fino ad oggi non era mai stata raggiunta dal servizio pubblico. Lo annuncia una nota di Trieste Trasporti, che con oggi presenterà alla cittadinanza e alla stampa la nuova linea. Previsioni meteorologiche: oggi al mattino cielo nuvoloso in montagna e su pianura variabile sulla costa, dal pomeriggio schiarite sempre più ampie, specie verso la costa, dove sarà in prevalenza sereno. Fino al mattino bora sostenuta sulla costa e sulla pianura più orientale e moderata sul resto della pianura, poi dal pomeriggio calerà progressivamente di intensità. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 17 e 20, sulla costa fra 20 e 22 gradi, le massime ovunque fra 25 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.